Mire che filmate di Sambero Milis, si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. Amici di Sereno Variabile, un saluto cordialissimo da Osvaldo Bevilacqua, che vi invita a mettervi tranquilli in poltrona e a godervi questo spettacolo che ci regala questo lembo di Sardegna. Siamo nella penisola del Sinis, a Sambero Milis, che è un territorio ormai sulle cronache di tutto il mondo di coloro che amano gli sport acquatici. Qui si può venire a fare il kitesurf, il surf, si può venire comunque a godere di questo spettacolo che ci offre questo territorio, soprattutto quando spira forte il maestrale. E qui il maestrale in Sardegna, si sa, è di casa. Al profumo del mare, della salsedine, si abbina in un concerto veramente straordinario il profumo delle essenze, soprattutto del mirto, del lentisco e del rosmarino selvatico. È un po' un effetto che fa bene alla salute e invita quindi a vacanze sicuramente diverse. E intanto andiamo a conoscere i componenti della giuria del comitato che oggi dovrà giudicare le proposte messe in campo da questo territorio. Sono Francesco Pinna e sono il corrispondente dell'agenzia ANSA per la provincia di Oristano. Mi chiamo Marlies Wildeman, sono olandese, sono naturopatista e vivo qui, sono innamorato con la penisola. Sono Franco Panicco, conosco la realtà turistica del territorio. Capomannu, penisola del Sinis, provincia di Oristano. Non dimenticate questi riferimenti, le chiamano giustamente le Hawaii del Mediterraneo, e nel Mediterraneo ci sono pochi luoghi dove nel pomeriggio le onde raggiungono i 6 metri di altezza, vero? Esatto, esatto. Qui siamo proprio di fronte, credo, a uno scenario unico, è uno degli spot più famosi al mondo. Ci troviamo di fronte anche a un altro famosissimo spot, che è lo spot del Mini Capo. Dove... Quindi spot, spieghiamo appunto. Allora, meglio... lo spot in pratica è il punto dove si pratica il surf, il kite, il windsurf, il SUP, quindi è proprio diciamo, usato per specificare la zona dove si pratica questa disciplina. Sono tantissimi dall'Australia gli amici e telespettatori che ci seguono regolarmente, e sono molti quelli che vengono qui in Sardegna, in questo luogo, per praticare questi sport. Assolutamente sì. Ormai questo posto sta prendendo una posizione importantissima per quanto riguarda tutti gli sport acquatici. Abbiamo la possibilità concreta
di destagionalizzare il turismo anche nei periodi invernali, cosa importantissima. Quindi prolungare la stagione. Prolungare la stagione il più possibile, perché questi qui sono sport che prevalentemente si fanno da settembre ad aprile. È vero che gli anziani Sì. del luogo, quando vedevano qualche turista italiano o straniero che si avvicinava le prime volte, dicevano ma qui ci sono, no, qui non c'è nulla, non c'è niente, proprio perché erano gelosi, no? È vero che chi vive qui ama talmente tanto questo territorio che poi alla fine ne diventa anche un po' possessivo, un po' geloso, quindi quando si usciva fuori si teneva sempre nascosto, Segreto. diciamo, segreto il potenziale che aveva questo posto. Tutte le spiagge nel comune di San Vero Milis sono tutte spiagge libere e in pochissimi chilometri abbiamo più di 12 spiagge con un arenile diverso. E quindi ci sono le spiagge che sono riparate anche al maestrale, quindi anche per quelli che nel periodo estivo potessero trovare una giornata come questa non si devono preoccupare perché comunque c'è la possibilità di andare in posti un po' più riparati. Ecco. Ci sono tantissime scuole sia di surf, di kite, di windsurf, stanno avendo un grandissimo successo e i loro allievi stanno crescendo in numero esponenziale. Tra l'altro guarda c'è un ragazzo in acqua che è Giangi, che è uno dei pionieri di questi sport e adesso se vuoi ti accompagno che te lo faccio conoscere. Sicuramente sì, prima però devo andare a conoscere personalmente i nostri componenti della giuria del comitato. Ok, andiamo. Ragazzi, allora pronti a questa avventura bellissima? Voi dovrete giudicare la proposta più interessante di questo territorio. Allora, cominciamo con Marlies. Marlies viene dall'Olanda, vicino a Amsterdam. Come mai sei venuta e sei rimasta qui? Per amore. Per amore, pensate com'è fortunato? Sì, sì, Vero? molto. e hai scelto anche per amore per questo posto, Sì, anche. per sì. questo luogo. Sì, sì. Di che cosa ti occupi? Sono terapista e lavoro qui con il gente, i turisti, con settimane per meditazione, terapia e yoga per rilassare. Sì. On the beach? Anche in spiaggia, sì. Anche in spiaggia? Sì, sì, Pensate sì. che Sì, bello, un sì. momento rilassante con Sì. una bella ragazza come Marlies. Franco invece si è sempre occupato di turismo, di ricettività qui del territorio. Il rapporto con questa zona è da quando sono nato perché sono sanverese. Dal giorno non l'ho mai lasciato, quindi conosco molto bene la situazione che abbiamo. Francesco, nostro collega dell'ANSA, corrispondente dell'ANSA, che rapporto invece hai tu con il territorio? Il mio è un po' un rapporto di memoria. Io venivo qui quando avevo 18 anni, qua non c'era ancora niente, era un luogo selvaggio e cosa, non E c'era non l'acqua. c'era neanche Marlies. Non c'era neanche Marlies, non c'era l'acqua corrente, non c'era la corrente elettrica, era davvero un luogo selvaggio. Magari adesso c'è l'elettricità qui vicino, però è rimasto il posto intatto. Allora signori, siamo pronti? Cominciamo il nostro viaggio. Oh baby, it's out of my control what's going on. But you're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Baby, I love the way that there's nothing short. Baby, go stop me, hide away with me some more. Qui sulla spiaggia di Puzzuidu abbiamo quest'altro compagno di viaggio, il maestrale, che continua a soffiare, fastidioso per chi magari deve passeggiare, ma vi assicuro è una manna. Assolutamente. Visto, a proposito di Capomanno, è una manna. È una manna. È una manna, qui c'è la gioia di tutti gli sportivi, perché quando c'è questo soffio così violento vuol dire che il divertimento è assicurato. You're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. È il caso di dire dove eravamo arrivati, nel senso che lì quanti nodi c'erano di vento? C'erano quasi 40 nodi di vento, Quindi siamo intorno ai 70 km/h, no Gianni? adesso abbiamo dovuto cambiare Un punto un po' più riparato. un po' più riparato perché andava bene, come dicevamo, per i ragazzi che
dovevano fare attività sportiva e questo è un vento per loro meraviglioso, Certo. però per noi magari dava fastidio. Tutta la popolazione che è legata al mondo appunto degli sport acquatici, Sì. che sono tantissimi, qui è proprio un paradiso, no? Per Certo. questi giovani che vogliono venire a cimentarsi con queste onde. Dove vengono ospitati? Abbiamo una varietà di strutture ricettive, dall'agriturismo ai residence, ai B&B, abbiamo anche degli alberghi residenziali, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta, diciamo. Abbiamo tantissime scuole sia di surf, di kite e di windsurf con istruttori federali. Partono dai ragazzi dai 6 anni fino ai 13 anni, diciamo, per la fascia bimbi, e poi c'è tutta la fascia adulti che parte quindi dall'adolescenza senza limiti, perché non ha età questo sport. Sposti un attimo, Certo, perché no. Lascio la parola a Giangi, così, Ecco, Giangi che abbiamo visto prima che se la cavava molto bene sulle grandi onde. sì, sulle grandi onde. Guardate che spettacolo anche qua dietro, anche questa parte, perché prima eravamo a Capomanno. Esatto, questo è l'isolotto di Satonnara, dove fa delle onde C'era la molto tonnara una speciali. volta. Sì, era una zona dove si faceva proprio la pesca al tonno. Noi ti avevamo incontrato diversi anni fa su un altro piccolo paradiso di questo territorio, l'isola di Maldiventre O Maluentu. o Maluento, ecco, ce l'hai proprio qua. Che è brutto vento, Brutto vento. ma non è mai brutto il vento perché è sempre fonte di energia e di positività e di ricambio dell'aria, oltre che del mare. Tu porti quindi traghetti, perché sei guida anche Sono una guida ambientale, escursionista, sì. e quindi traghetti e tutti i turisti stranieri italiani che, previa autorizzazione, Sì, vogliono andare l'isola fa a parte Maldiventre. dell'area marina protetta, diciamo che è il suo avamposto occidentale di questa riserva, è ovviamente fruibile da tutti, però il nostro compito, il nostro incarico è quello di renderla fruibile attraverso la spiegazione di quello che è l'ambiente, l'habitat dell'isola. perché c'è il gabbiano corso che è una specie. Esatto, il gabbiano Da corso proteggere. lì nidifica, c'è una piccola colonia ed è molto sensibile nel periodo della cova, tra aprile e maggio, e quindi il nostro compito è proprio quello di istruire i turisti sulla delicatezza di quel momento e quindi di evitare le zone dove sta nidificando. Quindi isola di Maldiventre ci si può andare previa autorizzazione, ma in punta di piedi. In un quarto d'ora, 20 minuti di navigazione si arriva sull'isola. Tu sei stato tra i primi a portare questa, è il caso di dire, questa ventata di sport legati al mare e soprattutto a questo mare, a queste onde. Praticamente dalla fine degli anni 70 i primi pionieri, diciamo, esploratori di onde casualmente hanno visto le onde su questo promontorio e da lì è stato un susseguirsi di tentativi pionieristici fino poi A a diventare le Hawaii le Hawaii del Mediterraneo. del Mediterraneo. Sì, Con una frequenza di onde di circa 220 giorni l'anno, che siamo quasi pari alla California. Guarda Osvaldo, sono arrivati i ciclisti. Li prendiamo al volo. Alt, stop! Dai, vieni qua. Vieni qua che ci divide un muretto. Buongiorno. Buongiorno. Buona passeggiata. Dove state andando di bello? Stiamo facendo il giro delle torri spagnole. Sto portando E già, tutte le un po' di torri- amici a Sis- vedere. Sistema difensivo che c'era. Sì, tutto il sistema difensivo intorno alle falesie. Ma siete un'associazione? Siete un gruppo? Siamo di- un'associazione tra cui ci sono anche degli amici che vengono a trovarci da altre associazioni. Quindi voi siete locali? Noi siamo localissimi. Sanveresi. Mandriolesi. Quali no? sono i luoghi più belli che attraversate? Allora, sicuramente gli itinerari lungo le coste. Arriviamo sino a Cabras a vedere qualcosa di archeologico, oppure passiamo da Carros. questa a vedere qualcosa di naturalistico. Rinunciano al bagno loro oppure fanno Rinunciano al bagno, in effetti sono anche tanti surfisti tra di loro, quindi stiamo rinunciando a un bagno per fare una pedalata, talvolta va bene sia uno che l'altro. E buona pedalata, ragazzi. grazie E mille. buone vacanze. Quando siamo approdati su questa spiaggetta tra le dune, a un certo momento pensavamo
di vedere lo sbarco, una parte dello sbarco dei 1000 dei garibaldini. Non è uno sbarco dei 1000, ma voi avete a che fare con Garibaldi. Beh, assolutamente. La nostra associazione prende proprio il nome dei garibaldini. In qualche maniera siamo strettamente legati a questo personaggio storico, l'eroe dei due mondi. In più in Sardegna abbiamo l'onore di averlo sepolto Garibaldi a Caprera, che noi ogni 2 giugno andiamo per le commemorazioni. Oh, voi siete un'associazione quindi nazionale? Noi siamo l'associazione nazionale, i garibaldini sono presenti in tutta Italia, anzi vorrei precisare che dall'anno scorso anche in Grecia. A San Vero Milis ci sono, ricordo che siamo nella provincia di Oristano, 11 agriturismo. Naturalmente ci sono gli alberghi a 4 stelle, a 5 stelle, poi ci sono le pensioni, i bed and breakfast come abbiamo detto, ma gli agriturismo stanno riscuotendo molto successo e giustamente perché, signora Francesca, qui voi fate i prodotti, in questi agriturismo si possono assaggiare i prodotti del luogo, del territorio. Voi fate il pane, per esempio? Facciamo il pane, una volta alla settimana si fa il pane a casa. Quanto tempo ci impiega? Ci vuole mezza giornata, dalla sera prima lievito madre, poi l'indomani mattina presto si lavora la farina, tutto l'impasto, si fanno le forme, si lascia lievitare 2 ore e poi si... Cottura quanto? 1 ora al forno, forno a legna. Quindi 3-4 ore ci vogliono, insomma. 4 ore buone. Buone sì. 4 ore. Poi avete, ovviamente vedo i prodotti. I prodotti dell'azienda che coltiviamo, noi siamo agricoltori diretti, a titolo principale coltiviamo i nostri prodotti. Sott'olio. E poi facciamo anche le marmellate, abbiamo gli animali, mucche, capre e facciamo anche il formaggio. E poi anche i dolci del territorio. Sì. Grazie signora Francesca. Prego. Mi raccomando, tratti bene gli ospiti perché è importante per il turismo nazionale. E il riso. Qua c'è Com'è questa storia del riso? Uno pensa che in Sardegna il riso. Sì, anche in Sardegna si fa il riso. Dicono gli altri che sia anche un riso di eccellente qualità. In particolare facciamo un riso aromatico che proprio in Sardegna riesce a sintetizzare questo aroma naturale che ricorda il pane appena sfornato. Ma questo in che zona? Qua, sempre qua a San Vero Milis. A San Vero Milis ci fa... Abbiamo le risaie. Le risaie. Sì. E quali sono i tempi, i periodi? Abbiamo appena seminato, abbiamo seminato un mese fa e poi la raccolta a ottobre e novembre. Oh, qui invece, a proposito dei cestini, che meraviglia, come sono proprio raffinati, guardate, complimenti signora. Qui ancora più pazienza. Sì, molta pazienza veramente. Sempre col giunco. Giunco e sessini. Ma addirittura fa anche bigiotteria? Sì, stiamo abbinando la tradizione all'innovazione, diciamo. Piace tanto ai giovani. Ai giovani? Sì. Piace tanto ai giovani. Questo è interessata, questo è interessante. Ma che fai? Parlare olandese. Hai conosciuto un altro olandese? Sì. Proprio per caso sì, infatti... Olandese? Olandese sì, anche se da molto che non vivo più in Olanda e neanche qui. Io sono qui per lavoro proprio. Com'è il nome? Peter van Dommelen. Peter? Sì. Però dove lavora lei? Io lavoro negli Stati Uniti, all'Università Brown University a Rhode Island e vengo qui, sono professore di archeologia. Ah, bene. Beh, questa è una zona, Appunto, e questo è il motivo per cui siamo qui. Punico, Fenicia, Romana. Fenicia e Punico, il nostro punto su cui ci concentriamo. C'è anche un nuraghe, lo sa, no? Sì, anche più di uno ce n'è. Un bel po', sì, è proprio questo il nuraghe più grande, quello maggiore della zona, quello di Suraki, territorio di San Vero Milis, lo stiamo indagando. Quindi lavora proprio... Sì, stiamo lavorando. Lo diceva lei che c'era un nuraghe qui. Sì, appunto, è proprio è il motivo per cui stiamo qui.
c'è ancora molto lavoro però, immagino. Sì. Qui è un progetto di ricerca internazionale, la mia università, con varie altre nazionalità, collaboratori spagnoli, l'Università di Valencia, c'è un collaboratore maiorchino e soprattutto, ovviamente, ci sono anche collaboratori italiani, fra cui in primo luogo Andrea. Ah, che è italiano? Sì, sono italiano, anche se lavoro all'estero. E quindi questo nuraghe? Questo nuraghe è molto interessante perché ci racconta moltissimo delle interazioni fra le popolazioni locali e i nuovi arrivati nel corso poi delle fasi successive della costruzione del nuraghe, per cui nelle epoche cosiddette storiche, puniche e romane. E noi troviamo tantissimi reperti che sono l'evidenza di come la popolazione del nuraghe abbia interagito con questi nuovi arrivati fino a creare delle nuove culture, delle nuove identità locali. Buon lavoro! Grazie! Buon lavoro! Grazie! Un'altra interessante proposta per chi ama passeggiare tra la natura con un mezzo ecologico, oltre alla bici, naturalmente il cavallo, questo animale meraviglioso. Bisogna essere esperti già per scoprire questo paesaggio? Ma un minimo di esperienza lo chiediamo, non proprio esperti. Per i principianti magari facciamo prima una lezione in maneggio in modo da avere le basi per poter portare fuori un cavallo e poi possiamo uscire a fare un'escursione. Quali sono gli angoli che fate scoprire agli ospiti? Allora, nella marina appunto di San Vero Milis facciamo tutta la costa su Alfaro, le Torri Spagnole, la spiaggia di San Mesalonga, passiamo in mezzo alla macchia mediterranea, quindi facciamo scoprire anche i profumi della macchia mediterranea, tra l'elicriso, il rosmarino, tutte queste piante. Passiamo appunto sulla costa, quindi abbiamo una vista spettacolare sul mare. Tra le nostre escursioni appunto una è proprio prevede la partenza la mattina e un pranzo al sacco, dove appunto al nostro arrivo abbiamo chi pensa a noi portandoci dei prodotti tipici tipo della salsiccia, del pecorino, la burrida, la samreca che è un pesce insomma, che fanno a Cabras qui in zona. Facciamo un assaggino con la vernaccia appunto di San Vero Milis. Quanto dura l'escursione? Questa l'intera giornata, quindi si parte la mattina intorno alle 9 per rientrare poi intorno alle 7, le 8. Stanchi ma soddisfatti? Bellissimo, stupendo. Buona passeggiata. Grazie. Salvatore, chiedo scusa, lei è un pescatore chef o uno chef pescatore? Prima pescatore di sicuro, nasco pescatore, poi l'iniziativa dell'ititurismo è nata per valorizzare il pescato e i prodotti freschi della zona. Io pesco il mattino e la sera cuciniamo il pescato fresco che ci offre il nostro mare ricchissimo di pesce e di salute soprattutto. Possiamo dire a chilometro zero? 2 chilometri. Durante l'estate cosa si pesca? Abbiamo soprattutto dell'astice, il cappone, abbiamo anche qualche boccone che troviamo nelle nasse che utilizziamo per pescare il polpo fresco. E questi che cosa sono? Questi sono i bocconi che a volte... Tipo lumache? Che cosa sono? Una lumaca di mare, chiamiamola così, una conchiglia. Questa è la razza. Ah, ecco perché qui la razza, un po' la Sardegna. Dove viene fatto un sugo, la burrida in rosso. Io la faccio anche alla catalana, un piatto molto fresco con la cipolla. Poi abbiamo il polpo col sedano, il polpo lo pesco io, il sedano naturalmente no. E quindi questi sono, diciamo, i prodotti tipici? Sì. E poi vabbè, questa è la famosissima aragosta locale. Un altro dei nostri piatti forti viene condita con l'emulsione del loro fegatino e le uova, questi puntini rossi che dà ancora più sapore proprio. Sì, si fa un'emulsione per lasciare completamente il suo sapore. Possiamo sapere un pranzo o una cena, magari non proprio di aragosta, ecco, la media, la normalità? Col menù fisso noi facciamo di prezzo 35 euro con 6 antipasti, un primo fresco del giorno e il pescato cucinato al forno con patate, con il cappone, il pesce San Pietro, la carota no. La carota è parte. La carota è parte.
Ospite di Sereno Variabile il preside della facoltà di economia del turismo presso l'Università di Olbia. La Sardegna e i giovani o i giovani della Sardegna. La Sardegna offre ai giovani grandi opportunità per il divertimento, come è sempre stato in passato, grandi opportunità anche per fare esperienze di vita nuove e molto interessanti. È una terra ancestrale e antica, nella quale però si può vivere un'esperienza contemporanea legata all'ambiente, alla natura, al turismo attivo, al mare, alla cultura. Ci sono davvero tantissime cose che si possono fare. I giovani invece è il turismo a livello nazionale, le opportunità che offre questo settore ai ragazzi. Il turismo occupa circa 1 milione di persone che poi nell'alta stagione diventano 1,5 milioni. Per i giovani anche qui ci sono davvero molte possibilità di impiego, molte possibilità interessanti perché il turismo è una filiera lunga. Quindi in un momento di crisi probabilmente è una sponda, no? Sì, noi pensiamo sempre alle attività tradizionali, alla ricettività, invece tra turismo, cioè trasporti, servizi, strutture ricettive, nuove opportunità legate al turismo attivo, al turismo marino-balneare, ci sono davvero modi per uscire dalla crisi. So che Mogol ha dedicato così spontaneamente e amichevolmente una canzone alla Sardegna. Mogol è venuto in Sardegna da tanti anni e ha deciso quest'anno di regalare alla Sardegna un progetto nuovo, si chiama Sardinia Sardinia, una canzone molto bella, allegra, che restituisce un'immagine di Sardegna estiva, fresca, vivace, viva, attiva. Ha fatto questa cosa in maniera assolutamente spontanea e gratuita, è un jingle che speriamo possa essere ascoltato un po' ovunque, nelle spiagge, nei ristoranti, e degli aerei e all'estero, per restituire un'immagine di Sardegna davvero aperta e davvero interessante per il mondo. Sardegna, Sardegna, il mare è più blu, un buffo nell'acqua e poi torni su. Sardegna, Sardegna, il sole nel cuore, triangoli bianchi, le vele sul mare. Ancora artigianato, le chiedo scusa, lei li va a raccogliere? Sì. Ma dove li trova? Le piante dell'oliva. Le piante dell'olivo? Sì. Questo olivastro? Olivastro è la canna. Quanto impiega a fare un circo? Circa 2 ore. Posso chiederle quanto costa? 25-30 euro. Ben guadagnati. Giuria, allora, cara giuria, adesso è il momento in cui voi dovete dare il vostro parere, la vostra votazione a quella proposta che vi sembra più forte come richiamo turistico. Che cosa abbiamo deciso, Franco? Per allora, chi vota? gli argomenti sono tutti interessanti, bellissimi, affascinanti. Io sono per gli sport acquatici. Sport acquatici? Per un motivo ben preciso. Si svolge generalmente in bassa stagione, quindi è un richiamo per la bassa stagione. E nella bassa stagione farebbe lavorare anche gli altri locali di ricevimento. Economicamente sì. È importante. Vediamo che cosa dice l'Olanda trapiantata qui. Mi piace qui la bella energia di penisola. L'energia. La natura, l'ambiente di saline con i fenicotteri e anche il profumo dell'erba naturale. E non a caso da 5 anni sei sì. qui. Sì. Grazie. Sì. Allora, Francesco, corrispondente dell'ANSA qui per la provincia di Oristano, a chi dà il voto? Io credo che ancora il motivo di maggior richiamo per questo territorio sia il mare. L'abbiamo visto oggi, era bellissimo, ma ci sono giorni in cui è ancora più bello. Quindi diciamo il mare quando soffia. Quando soffia il vento, ma anche quando è calmo l'acqua liscia come l'olio. Questo mare che sicuramente sta facendo crescere questo territorio a livello internazionale. Amici internauti, popolo del web, condividete questa votazione? Sì o no? Esprimete il vostro parere sul nostro sito www.serenovariabile.rai.it. Grazie per essere stati con noi. Osvaldo Bevilacqua vi dà appuntamento alla prossima settimana, sia il sabato alle 13:30 che la domenica alle 13:45 su Rai 2 con Sereno Variabile, con altri luoghi da scoprire insieme per le vostre vacanze. Ciao a tutti. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And
And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred. Il mare che scintilla, con il nuraghe su laghi che domina, sotto il cielo azzurro che non svanisce mai. Santa Sofia campanile in alto, un simbolo forte che il tempo non ha franto. Dalla marina a Puzzolidus a Mesalonga, la bellezza è tutta qui, non c'è storia più lunga. A Puzzolidus il mare è un sogno che ti accoglie.